Inizia il 25esimo anno della festa all'aperto, questo è il 25esimo anno consecutivo che facciamo questa festa. Di solito avevamo sempre, come sempre, un gruppo sardo e un gruppo piemontese. Siccome siamo in crisi anche come circolo, non solo come famiglie, c'è la crisi un po' da tutte le parti, abbiamo cercato di limitare qualcosa, però abbiamo messo la scelta su un gruppo che viene dalle zone milanesi, ma sono un gruppo di circoli nostri, che il ballo lo sanno come tutti quelli della Sardegna, né più né meno. Quindi ci siamo affidati a loro perché sappiamo che è un bel gruppo veramente. Intanto vorrei invitare sul palco il signor Pulina, che è il responsabile culturale della FASI, che la FASI è la Federazione Italiana dei Circoli Sardi, è già qua. E poi abbiamo il nostro presidente Roberto Piras e la signora sindaco di Piossasco. E io non mi resta che dare, dopo aver dato il benvenuto a tutti voi, do il microfono a Roberto, perché non sono un grande parlatore, io lo sanno tutti. Bravo. Buonasera a tutti, io sono Pedro di Giuseppe, ho fatto parlare a lui perché questo circolo l'ha creato lui. È stato 25 anni, ho girato con lui tutta l'Italia per più di 30 anni, poi quando c'è stato da votare mi ha fatto presidente, per me è stato un onore. E lui la prima frase, ho detto al mio direttivo, ho detto Giuseppe presidente onorario perché è una persona squisita e stiamo andando avanti così. I vecchi presidenti di solito col nuovo non si parlano, bisticciano come fanno tutti gli italiani. Invece io e Giuseppe, grazie a Dio, collaboriamo, mi dà una mano, senza di lui certe cose non sarei riuscito neanche a fare. Grazie a tutti, io porto il saluto di tutti, do la parola al sindaco di Piossasco. Grazie, buonasera a tutti. A me il compito questa sera di ringraziare il Circolo Sunuraghe per essere arrivati a 25. Prima Giuseppe diceva sono anni difficili, nonostante questo la festa è ogni anno più bella dell'anno precedente, le persone, e lo dimostrano le persone che vengono a gustare i malloreddus, las seadas. Scusate, ma prima o poi imparerò anche il sardo. Mi dicevano prima questo gruppo a cui do il benvenuto, che arriva da Vigevano, ma si chiama Narami. Mi dicevano che il significato del nome del vostro gruppo è Dimmi, e in effetti lasceremo parlare voi questa sera. Noi siamo tutti un po' stringati, Roberto e Giuseppe perché sardi e io perché in questi giorni sto parlando con tantissime persone, per cui devo preservare il fiato, però ci tenevo a essere qui con voi questa sera a dare il benvenuto a Piossasco. Spero che la nostra città vi abbia accolto bene, che vi sia piaciuta. Questi giorni sto sentendo qualcuno dire che è una città brutta, dove non si fa mai niente, dove è triste vivere. Noi piossaschesi invece siamo orgogliosi di vivere in questa città e delle persone come coloro che compongono il Circolo Sunuraghe, che arrivano dall'altra parte del mare, dalla Sardegna, ma in effetti rimangono nel Piemonte, no? Sono arrivati a Piossasco e hanno unito quella che è la laboriosità piemontese con il calore del sud, e Piossasco ha questi elementi, no? Unisce il fatto di essere in Piemonte, la voglia di riscatto che hanno adesso tutti i piemontesi, soprattutto dopo questi anni così difficili, con il calore, con l'affetto che c'è e che è rimasto al punto da voler costituire un circolo come il Circolo Sunuraghe, che da 25 anni, anno dopo anno, inizia la stagione estiva della nostra città in questo modo, con tutta questa gente che ha voglia di ritrovarsi, di chiacchierare, di fare festa insieme, e davvero è per noi tutti un onore stasera avervi qui con noi, e chiedo a tutti i piossaschesi di accogliervi con un grossissimo applauso. Prima di dare la parola a Pulina, gli do un libro al nostro sindaco. Io te ne do uno ogni anno di questi, sperando che non te l'abbia già dato, perché questi qua sono i libri che ci mandano nel sangue. Non lo so, tu lo sai meglio di me. Intanto volevo vedere se c'è il presidente della Prolocco.
perché mi ha detto Vasco che doveva venire il presidente della Proloco, se c'è eccolo qua Marco. Così facciamo parlare anche la Proloco di Piossasco. Ciao Marco. Grazie dell'invito, sono lieto di essere stato invitato questa sera a questa festa e auguro che tutto prosegua per il meglio e vediamo un bel balletto sicuramente ballare adesso. Grazie dell'invito. Ecco, anche al Presidente della Proloco diamo sempre un libro sempre dell'Unione Sarda. In automatico noi ricambiamo col nostro libro di Piossasco, ecco qui, questi sono i 2 libri di Piossasco da dare al gruppo che è arrivato da ora. Ecco, intanto io adesso lascio la parola a Pulina, poi diamo un libro anche a lui. Grazie. Bene, buonasera a tutti, io sono qui a rappresentare l'esecutivo della federazione, si chiama FASI, in sigla Federazione delle 70 Associazioni Sarde nell'Italia continentale. Devo dire che curando il sito internet della nostra organizzazione mi è capitato di inserire naturalmente le notizie sulle iniziative dei diversi circoli. Sono particolarmente lieto di essere qui a Piossasco, di ritrovare gli amici che ho visto in altre occasioni, vederli all'opera. Devo questa cortesia però a Renzo Caddeo, che è presidente del circolo sardo di Rivoli, Quattro Mori, su Nuraghe, insomma c'è poco da in qualche modo confondersi per ciò che riguarda la denominazione. Volevo solo dire che se questo circolo festeggia il 25° anno dalla fondazione, sicuramente vanta una azione lunga nel tempo, che corrisponde più o meno alla media dei circoli che esistono, ripeto, nell'Italia continentale. Considerate la cifra, sono ben 70. I circoli svolgono un'azione culturale, non più chiaramente di tipo tipicamente assistenziale come agli inizi della emigrazione di cui voi siete stati protagonisti, e quindi siamo in qualche modo sempre orgogliosi di poter offrire non solo naturalmente i prodotti della nostra terra, ma anche il senso della nostra cultura. E quello che veniva detto prima riguardo a questa formazione, io direi magari nel mio logudorese Narami invece che Narami, ma il concetto è quello, signora, cioè quello dal latino narrare, siamo lì. Quindi loro ci dicono una cosa che io voglio sottolineare, cioè il fatto che essendo appartenenti a diversi circoli, quindi altro che collaborazione, essendo emigrati dalla Sardegna, io non rinuncerei a questo termine, sono in grado di offrire anche attraverso i colori dei costumi delle nostre terre un'immagine che è appunto tutta culturale, come vedrete anche da quello che è la sapienza dei passi che certamente si imparano forse più difficilmente che ballando il latinoamericano. Siamo orgogliosi di questo. Loro, al pari di quello che noi possiamo fare in altri ambiti, io per esempio nel campo culturale e giornalistico, sono messaggeri della cultura della Sardegna. Li ringraziamo questa volta a Piossasco, in attesa che li vediamo all'opera in altri circoli. Grazie. Devo solo fare una correzione a Pulina. Non è il 25° anno della fondazione, il 25° anno della festa. La fondazione sono 33 anni. Certo, come diceva un certo Papa, quindi se sbaglio mi corrigerete. Sì, Guarda che c'è anche Renzo. Sì, infatti adesso faccio parlare ancora Caddeo intanto. Diamo la parola a Caddeo che sa parlare più di me. Figura, ciao, grazie Giuseppe. Buonasera a tutti. Io sono confinante con voi perché abitando a Orbassano da 44 anni, quindi siamo confinanti. Non sono nel circolo di Piossasco, non contro Giuseppe o Roberto, ma perché mi trovo meglio a Rivoli e quindi sono andato a Rivoli. Sì, mi pagano molto meglio. Vabbè, detto questo, naturalmente il 25 anni della festa è un appuntamento importante.
Noi quest'anno compiamo 35 come sapete come Circolo di Rivoli, abbiamo iniziato i nostri festeggiamenti, dovrete venire anche voi qualche volta perché domani iniziamo un grande evento come quello di ricordare un grande sardo, Emilio Lussu, che è stato non solo per i sardi ma anche per gli italiani una persona di grande livello e mi pare giusto che festeggiando la Sardegna ricordare Emilio Lussu. Avremmo ospiti e relatori di grande rilievo a partire da Paolo Pulina e al professor Salvatore Tola e il professor Paolo Sodu dell'Università di Torino che faranno relazioni dettagliate sulle opere e sull'impegno di Emilio Lussu. Detto questo, auguri per i 25 anni, sono contento di vedere questo gruppo stupendo che ha avuto modo di vedere a Vespolate, in provincia di Novara, quando Pinuccio Sciola inaugurò quella mostra delle pietre sonore, quindi non volevo mancare, con Paolo siamo venuti a trovare. Grazie e buona serata a tutti.